Nel 2023 sul territorio dell'ambito Friuli Centrale si contavano 9.525 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni e 5.714 giovani tra i 18 e i 21 anni. Di questi, 1.403 risultavano in carico ai servizi sociali in situazioni di disagio familiare, economico e sociale. Facendo i conti, i ragazzi di quest'età in carico sono il 10,40% del totale, più di 1 su 10. È da questi dati, quindi, che è partito il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e chiamato Destinazioni Desideri in Azione. Siamo risultati vincitori insieme ad altri 60 comuni italiani, siamo gli unici però di questa regione. Il progetto vale 3 milioni e 3 ed è un progetto finalizzato a ridurre il disagio giovanile. L'ambito ha, pensate, in carico circa il 10% dei ragazzi nella fascia tra gli 11 e i 17 anni. Il luogo fondamentale dove faremo queste attività sarà la casa di Pippi ed è un luogo dove avremo dei laboratori, dei centri dove sia i ragazzi che le famiglie verranno appunto accompagnate per superare il disagio. Il progetto prevede la creazione di un unico spazio multifunzionale presso l'ex casa del comandante della caserma Osoppo, destinato a diventare un punto di riferimento per le famiglie e per i giovani, ma anche per le istituzioni e i servizi del territorio che potranno trovare nella struttura risorse di consulenza e di intervento per poter andare ad indagare quali siano le principali difficoltà dei giovani. Ma mi sento di dire in primis un po' un'assenza del desiderio, una scarsa capacità e più che altro idea di un futuro, una ridotta visione rispetto al futuro, e non avere il desiderio, questa è una grande responsabilità. Noi dobbiamo ascoltare i giovani, promuovere le loro esigenze, le loro aspettative e andare a sostenerli verso un progetto di vita futuro che è un progetto del singolo ma che riguarda il progetto di una comunità intera.